Nel Vittoriese, la terra che ha dato i natali ad Ottavio Bottecchia e Renato Longo, precisamente a Fregona, esiste una famiglia che il ciclocross ce l'ha nel sangue, ormai da 3 generazioni. Dici Fontana e pensi a Filippo e Beatrice, ma anche alla sorella gemella Camilla. Poi ti viene in mente il nonno Luigi e Alessandro. Per capire e carpire i segreti di questa straordinaria dinastia, siamo saliti fino a Fregona, nella casa ai piedi del Cansiglio, dove per andare in bicicletta ci vuole cuore, fiato e tanta gamba. Mi sembra che è da sempre che viviamo dentro a questo mondo delle 2 ruote, quindi è una vita normale, ci si alza la mattina, si prepara la colazione, i ragazzi vanno a scuola, c'è l'allenamento tutti i giorni, si arriva a casa, la roba da lavare, da preparare, borse che si fanno, che si disfano, e c'è una grande passione di base. Ma comunque devi sacrificare qualche cosa, però comunque a me piace andare in bici, quindi è divertimento anche quello. Mi piace anche fare altri sport, per esempio correre, e sì, mi piace anche divertirmi comunque. Andare in bici per me, sì, ora che è anche un lavoro, ma comunque rimane sempre un divertimento e uno spasso, che ogni volta che vado in bici appunto mi diverto. A me piace la bicicletta in generale, ci si diverte tantissimo in tutte quante le discipline. Mi dispiace non aver partecipato anche a gare in pista o in BMX, perché ho visto che anche lì, diciamo, c'è del divertimento. La passione dello sport per me è sempre stata, perché non è che abbia fatto solamente ciclismo. Io a 14 anni ho cominciato con l'atletica perché non c'erano i soldi di comprarsi la bicicletta. Dopo più avanti, verso i 18-20 anni, ho cominciato a fare qualche gara e andavo anche in prestito di una bicicletta da corsa per poter gareggiare. Se no gareggiavo con una bicicletta normale. Senti una cosa, tu sei fresca campionessa italiana, ma pensi che il ciclismo possa diventare la tua professione in futuro? Non so, cioè adesso lo faccio come divertimento, poi adesso ho ancora un paio di anni, insomma, da pensarci, intanto mi diverto, poi ci penserò. Pensi di essere tu che andrai a sfidare tua sorella per il prossimo campionato italiano? Beh, sicuramente mi allenerò per poter essere sui livelli e spero anche di batterla, perché sarebbe comunque un sogno nel cassetto vincere un italiano. Hai vinto 3 campionati italiani di fila, adesso sei entrato nel centro sportivo dei Carabinieri, si comincia a fare sul serio. Sì, beh, adesso sfortunatamente dai, ancora devo finire la scuola, però già sta diventando una cosa impegnativa e cerco di dare il massimo di me stesso per questo che appunto adesso è il mio lavoro. Quindi il ciclismo lo vedo come uno strumento per far crescere i ragazzi, e nel caso specifico i miei ragazzi. Le cose sono andate bene, oltre, diciamo, anche ogni misura, perché effettivamente poi sono arrivati dei risultati davvero importanti che gratificano anche il loro impegno nello sport. Un saluto da Fregona a tutti i lettori di qdpnews.it. Ciao a tutti!